Pino Scalzotto, coach della selezione femminile di Padova, prima finalista del Trofeo delle Province 2013. Pino, ti aspettavi intanto di arrivare in finale? Assolutamente no, perché le partite cambiano dall'una all'altra e se questa sono dei migliori atlete del Veneto vuol dire che tutte le squadre sono forti. La mia è una buona squadra e quindi speravo di fare un buon risultato, ma sicuramente l'aspettativa era di fare un bel torneo, ma non assolutamente di andare in finale. Cosa ha fatto la differenza nella partita contro Trento in semifinale? Beh, diciamo che la nostra organizzazione di gioco mi sembra un po' sì, più coerente rispetto a quella di Trento. Noi abbiamo un'organizzazione che prevede un attacco e poi il muro e la difesa su tutto. E noi abbiamo lavorato tanto su questo, sul muro e la difesa, correlazione muro-difesa, e la ragazza è messa bene in campo. E effettivamente se non troviamo una squadra che ha attaccanti veramente forti, in difesa e muro siamo abbastanza preparati. E adesso aspetti insieme alle tue ragazze la finalista avversaria? Sì, beh, intanto io volevo fare un complimento sicuramente agli allenatori delle mie ragazze, perché io non sono allenatore delle ragazze, io ho scelto quelle che mi sembravano più adatte a uno schema di gioco, più tecnicamente evolute, ma è evidente che se le ragazze sono brave, e se siamo arrivati lì vuol dire che lo sono, il merito è degli allenatori che li curano ogni giorno. Tanto questo. Adesso la finale, anche questa è una partita da giocare, tutta da giocare, sicuramente con una squadra forte, però insomma se anche noi siamo arrivati lì vuol dire che siamo forti. E allora ci diamo appuntamento oggi pomeriggio per la finale delle Kinderie di 2013. Grazie.